Campo Valentino Mazzola di Gaggi, amici di Wisport, un cordiale saluto e ben trovati con il campionato di promozione. Il Gaggi di mister Adornetto, ospite della città di Caladabbiano. Nell'ultimo turno la formazione padrone di casa è stata sconfitta dalla Russo Sebastiano. Il città di Caladabbiano ha perso anch'essa contro il Real Suttano. Vediamo la formazione dei padroni di casa per affrontare questa sfida: Vecchio, Santitto, Aghero, Donato, Alaimo, Costanzo, Mannino, Cantarella, Informante, Barriga e Loiacono. Arbitra la partita il signor Allegra, sezione di Acireale. Gli assistenti Amedeo Barbagallo, anche lui di Acireale, e Alassan Pirrone Berri, sezione di Catania. Partiamo col film del primo tempo. Al quinto lancio lungo di Santitto per Loiacono, supera il diretto avversario, conclusione che viene masticata sul fondo. Buona chance in avvio allora per il Gaggi, quando al minuto 19 c'è un calcio di punizione. Va Cantarella, la sfera schizza, il pallone viene sporcato dal portiere sotto porta, si fionda Cristian Barriga e il gol che vale l'1-0. Avanti la formazione di mister Adornetto, minuto 27, cerca la reazione il città di Caladabbiano col pallone di Cantarella per la Spina. C'è un buco difensivo, una richiesta di fuorigioco da parte del Gaggi. L'arbitro e l'assistente dicono di no, si deve superare Vecchio sulla conclusione di La Spina. Minuto 34, lancio dentro in area, attenzione al batti e ribatti, c'è una conclusione di Mirabella che termina direttamente sul braccio di Costanzo, così ha visto il direttore di gara, e dunque calcio di rigore. L'occasione per Michele Giuffrida di pareggiare i conti, la rincorsa, Vecchio riesce soltanto a toccarla. È 1-1 al Valentino Mazzola quando il direttore di gara poco dopo fischia la fine del primo tempo. Pari e patta fin qui tra Gaggi e città di Caladabbiano. Al gol di Varrica risponde Michele Giuffrida. Partiamo con il film della ripresa, minuto 48, ancora il città di Caladabbiano, conclusione dalla distanza, Vecchio si getta e para. Minuto 50, ancora in avanti la formazione ospite che prova a ribaltare completamente la pratica. È La Spina che va al tentativo da distanza siderale, il pallone finisce di un niente al lato. Minuto 55, si rivede il Gaggi in zona offensiva. Cantarella sventaglia alla grande per Informante in area di rigore, anticipa l'intervento del portiere, il pallone finisce fuori. Non c'è nulla meglio, fallo in attacco del calciatore dei locali, entra Criado per Costanzo al 65esimo, toccherà Condorelli per Cantarella. Minuto 68, palla di Condorelli per Criado, i neoentrati provano a rendersi pericolosi, il pallone però finisce alto. Minuto 71, lancio che viene intercettato da Mannino, palla per Loiacono che prova a girarsi, riesce a trovare Varrica in area di rigore, se la sistema sul destro, cerca una difficile conclusione con la mano Previtera in calcio d'angolo. Minuto 75, il colpo del 2-1, alla fine arriva per il città di Caladabbiano, il pallone finisce a Giuffrida in posizione più che dubbia, fa correre il compagno trovato a destra, la sfera finisce dentro sul secondo palo, tutto solo, arriva il gol di campione. 1-2, il città di Caladabbiano ha ribaltato la pratica. Gaggi al minuto 78 cambi, entra Dallure De Sciaghero, poco dopo entra Batticiotto, fuori Condorelli. Minuto 90, arriva anche il gol del tris della formazione ospite con San Gregorio che recupera il pallone, la serve ancora a Campione, il suo mancino vale la doppietta personale, il definitivo 3-1. Finirà infatti così al Valentino Mazzola di Gaggi. Il Gaggi di mister Adornetto non riesce a riscattarsi, perde in casa e lo fa per 3-1 contro il città di Caladabbiano. Amici di Wisport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.